Oggi incontro al Niccolò Gallo con lo chef La Torre, ecco, una serie di incontri che vanno avanti con l'associazione Cuochi per portare anche un nuovo modo di come si fa insegnamento nelle scuole. Sì, una serie di incontri e una serie di opportunità validissime per i nostri ragazzi. Oggi abbiamo una presenza di eccezione, lo chef La Torre, parleremo di banqueting, un argomento molto interessante per i nostri ragazzi dell'indirizzo enogastronomico e dell'ospitalità alberghiera e ne parleremo ad altissimi livelli e soprattutto in maniera operativa. Il nostro auditorium oggi si è trasformato in una vera e propria cucina, saranno date anche delle opportunità dal punto di vista delle competenze, delle abilità ai nostri ragazzi, ma soprattutto la cosa che più ci entusiasma come scuola è il fatto di avere una testimonianza diretta di una persona che ha fatto della sua passione il lavoro e l'ho fatto raggiungendo altissimi livelli. Lo chef La Torre è una delle eccellenze del nostro territorio nel campo della ristorazione, quindi i ragazzi avranno modo di confrontarsi con testimoni di qualità. E ciò è importante anche per l'orientamento. La scuola ha una sua vision particolare che è quella di dare ai ragazzi la capacità di operare delle scelte consapevoli e per essere consapevoli devono avere alla base le conoscenze. Vogliamo fornirle queste conoscenze realizzando delle opportunità formative che si coniugano perfettamente con le lezioni didattiche svolte nelle aule. Sono momenti di apertura al territorio e ne seguiranno anche altri nei prossimi giorni anche con dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni che illustreranno anche aspetti dal punto di vista amministrativo finanziario nel mondo del lavoro. Questo perché vogliamo che la nostra alternanza scuola-lavoro, adesso PCTO, sia veramente qualcosa di utile per i nostri ragazzi e permetta di capire il loro progetto di vita. Gli incontri continuano, sono incontri importanti organizzati dalla vostra associazione? Sì, allora noi dall'associazione ci spendiamo tantissimo nel territorio, facciamo tante attività, ma principalmente l'obiettivo nostro è quello della formazione, formare i ragazzi perché poi domani li spenderanno quando andranno a lavorare. E oggi abbiamo già un personaggio che con tutte le sue abilità potevano andare anche all'estero e quant'altro, ma si spende nel territorio con delle ricette importanti, come diremo durante il corso. Oggi qui questo incontro con gli alunni del Gallo l'enogastronomico, ecco quale sarà il messaggio che lei vuole mandare ai ragazzi anche in vista di un approccio futuro nel mondo del lavoro? Diciamo che l'approccio che è fondamentale per questi ragazzi è quello di cercare di incentivare la passione per questo lavoro, perché purtroppo questo è un lavoro che senza passione non riesci a portare avanti, perché è un lavoro dove purtroppo il sacrificio è messo in prima fila. E dico quello ai ragazzi, dico questo qua, dico se riusciamo a trasmettere quello che è l'entusiasmo, perché dopo l'entusiasmo viene attraverso la loro voglia di voler apprendere queste cose. Noi siamo da questa parte perché cerchiamo una testimonianza della mia storia, della mia vita, 50 anni di storia, una famiglia povera dove materialmente si è realizzato attraverso il sacrificio della vita, nessuno mi ha dato niente, è stato tutto voluto attraverso il lavoro in continuazione questo qua. E oggi stare qua e dare un messaggio a questi ragazzi per far sì che questo messaggio diventi un futuro diverso per il nostro mondo. Come ben sapete il nostro mondo è un po' in crisi, nel senso abbiamo un vivaio dove il vivaio purtroppo di ragazzi non ci sono pochissimi ragazzi che vogliono fare questo lavoro. Chi va alla scuola alberghiera e consiglia, noi abbiamo una grossa percentuale che non fa questo lavoro, che non si capisce perché si fa questo studio, Ecco. Oggi, come tante volte che l'abbiamo fatto, siamo messi in gioco per dire ok ragazzi, svegliamoci, è un mondo meraviglioso, un mondo stupendo, un mondo che ti dà la possibilità di guadagnare 1.500 euro, ma è un mondo dove guadagni anche 4, 5, 6 mila euro e sei tu a voler dire quanto io voglio guadagnare in funzione della tua bravura, questo qua. E questo è il messaggio che voglio comunicare a questi ragazzi oggi. Ecco, fattivamente quale sarà, cosa farà vedere in queste 2 ore di lezione? Allora, diciamo che l'evoluzione dal mondo della ristorazione al mondo del catering. Io nasco come storia da un mondo della ristorazione, passo negli anni 87 nel mondo della banchettistica, nel 92 inizio a fare catering, io faccio dal 92 finora ancora faccio catering.
il fatto che il mondo del catering, il mondo della ristorazione, il mondo della banchettista c'è stata un'evoluzione, si è rimodernato. Certo. Tra la tecnologia che ci ha dato un grande mano d'aiuto, cioè nel senso cottura a bassa temperatura, sottovuoto, quello che è la cosa fondamentale, che in cucina noi non buttiamo niente completamente, e questo è il messaggio che voglio dare. La cucina, con tutto il rispetto di questo mondo, che può essere il bignè, può essere madre, tutto quello che è la nostra tradizione, però oggi c'è un'evoluzione completamente diversa. Nella semplice fare un po' di sugo, un po' di salsa di pomodoro, che io ho un grande rispetto perché racconto la nostra storia, il pomodoro che fa parte della nostra cultura. Allora, quando noi parliamo della nostra cultura, che è una semplice pasta al pomodoro, quel pomodoro, se si fa con amore, vi posso garantire che il pomodoro diventa un impatto di grande importanza. Ma la cosa più bella di quale discorso è che bisogna comunicare a questi ragazzi che il pomodoro tra aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre non è una filosofia completamente diversa, deve estrapolare quelle sentore che in quell'istante, perché non abbiamo la piena stagionalità. Allora in questo momento, se facciamo una salsa di pomodoro, che il pomodoro contiene molto semina all'interno, diventa sgradevole, bisogna capire esattamente a come fare in particolare questa salsa di pomodoro. Allora tutto questo mondo è entrato nel mondo della banchettistica di qualità, questo qua.